Spumante Italia 2021. Abbiamo parlato di vino tutta la mattina e adesso facciamo un piccolo intervallo parlando di un argomento molto interessante, perché parliamo di etichette, della tradizione e poi di un nuovo progetto sempre legato al mondo dell'etichetta ma anche al web, ma ne parliamo meglio con i nostri ospiti. Etichette, raccontaci tutto. BM è l'azienda. BM Etichette è l'azienda che si trova sulle sponde del lago di Garda, 40 anni che produciamo etichette e da 20 specializzati nel settore delle cantine, enologia, perché siamo stati tra i primi etichetifici a acquisire una macchina da stampa per etichette in bobina, una offset litografica, quindi possiamo fare di tutto. Noi le nostre etichette le produciamo nello stabilimento di Desenzano, fuori Desenzano, però in questo ultimo anno noi siamo entrati a far parte di un grosso gruppo, la Neri Label di Barberino del Mugello e un altro gruppo etichettificio senese. Quindi abbiamo 3 aziende, ognuna 40 anni di storia nel produrre etichette, quindi abbiamo messo assieme 120 anni di tecnologia. Un know-how lunghissimo. Il know-how lunghissimo. Ma perdonami, l'etichetta, quali sono le caratteristiche fondamentali di un'etichetta per uno spumante? Perché immagino che sia diverso. Sì, le caratteristiche, innanzitutto quello che poi si lamentano i sommelier è quando lo spumante va nei secchielli, c'è sempre il problema che l'etichetta si possa staccare, che l'etichetta, siccome sono su carte particolari, naturali, si possa bagnare, quindi la presenza al cliente, i colori che il grafico ha studiato bene vengano poi cambiati, rovinati. Quindi un'attenzione sempre a queste carte particolari. Noi ci serviamo da cartieri importanti, insomma sono 4 poi le cantiere, ma nel produrre un'etichetta la nostra attenzione è parlare sempre con la cantina e capire dove vanno i suoi prodotti. Perché poi oltre il secchiello del ghiaccio abbiamo anche negli ultimi anni riscontrato delle problematiche nelle vetrinette degli ristoranti, anche lì c'è sempre un motivo, si rovina. E tra l'altro l'etichetta è il biglietto della visita del vino, quindi senz'altro. Il primo acquisto lo fai perché ti piace l'etichetta? Direi proprio di sì, perché anche lì i grafici si sono sbizzarriti, ormai le etichette vengono fatte 5-6 colori, oro caldo, braille, 2 ori, 2 a caldo, ormai si sono sbizzarriti, con sommo dispiacere dell'ufficio acquisti delle cantine. Decisamente. Lievitano i costi. Ma con sommo piacere vostro, sì, perché lievitano i costi. Ma sommo piacere anche quando nell'enoteca vedi una bella etichetta che tu devi andare a cena, dopo di conseguenza il vestito, l'abito fuori essere bello, ma il vino deve essere buono. Ok, quindi etichetta tradizionale ma già innovativa. La vostra azienda però sta lanciando un progetto ancora più innovativo, giusto? Molto più innovativo. Adesso passo la parola al mio collega Gianmarco Godi, che c'è questa cosa innovativa che è una cosa proprio nuova che qua a Spumante Italia avevamo presentato. Ok, vai, raccontaci. Di cosa si tratta? Molto volentieri, buongiorno a tutti. Allora, riprendo esattamente l'espressione che avete appena usato, che l'etichetta è il biglietto da visita. E partendo da questo, quindi dal contenuto emozionale dell'etichetta, quindi con il ruolo principale dell'etichetta che è quello di attirare il consumatore, l'azienda ha fatto delle riflessioni ad ampio respiro all'incirca 2 anni fa, cercando di capire quale potesse essere il futuro di questo supporto comunicativo. La risposta l'abbiamo trovata nell'applicazione di un vettore che possa essere esso un QR code o un tag NFC per poter ampliare i contenuti delle etichette. Quindi, perdonami, per rendere ancora più semplice l'argomento, è un'etichetta che interagisce con la persona che la sta guardando attraverso un telefono, quindi inquadri con la telecamera il QR code o avvicini il telefono al tag NFC che dicevi prima e ottieni tutta una serie di informazioni aggiuntive, corretto? È esattamente così, esattamente così. Se volessimo potremmo dire che l'etichetta diventa digitale, trasformiamo l'etichetta in un supporto digitale. Ok. Aumentano le complicazioni per i produttori che devono lavorare su software particolari per gestire questo tipo di informazioni, o invece è una cosa piuttosto semplice che in realtà è un'implementazione semplice per la cantina ma che porta un grande giovamento al produttore, diciamo? Ha colto nel segno, cioè
il requisito principe era proprio la semplicità di utilizzo di questa piattaforma, perché spesso l'interlocutore con il quale ci relazioniamo non ha competenze tecniche ed è a questo interlocutore che dobbiamo rispondere, quindi è stata pensata per essere di facile utilizzo, tant'è vero che abbiamo previsto dei modelli di contenuto, quindi dei template. Ok, quindi è ancora più semplice, c'è già un modello preimpostato, il produttore deve solo aggiungere. Esatto. E a livello di costi, perché poi le dolenti note sono queste, aumentano notevolmente per il produttore o una cosa che invece si può integrare in qualunque tipo di etichetta? Allora, fortunatamente quando abbiamo iniziato la progettualità dell'implementazione di questa nuova piattaforma, l'argomento dei costi è stato uno dei primi argomenti, quindi si voleva offrire un servizio di facile utilizzo, molto intuitivo e a costi contenuti. Quindi l'argomento costi è un argomento che è a noi favorevole, in verità, perché sono costi decisamente contenuti e il produttore, nel caso del QR code, non deve affrontare nessun costo aggiuntivo perché si tratta di una stampa di un QR code. Nel caso dell'implementazione di un tag NFC ci sarà eventualmente il costo di acquisto del tag e che quello però che è comunque assolutamente limitato. Sì. Ok, quindi 2022 Spumante Italia, saremo probabilmente ancora a Garda perché ci è piaciuta la location e avremo tutti i telefonini vicino alle etichette per andare a indagare sul... Esattamente, do il nome di questa piattaforma, esatto, perché abbiamo dato ovviamente un nome al progetto, il nome è BE, quindi in inglese ape, quindi BE, esattamente, esatto. C'è anche un website di riferimento che è b-id.it. Okay. Sul quale potete trovare tutte le informazioni. Perfetto, quindi aspettiamo di aprire la prima bottiglia e inquadrarla col telefonino. Noi ci saremo. Sono pronto.